8 morti dall'inizio dell'anno nei cantieri edili, una cultura della sicurezza che si scontra con barriere anche linguistiche. Da qui la realizzazione di un progetto di formazione realizzato da Confartigianato Imprese in collaborazione con l'Istituto Veneto per il Lavoro e lo Smart Center attraverso l'uso di visori e di una realtà immersiva. Si parla di sicurezza sul lavoro, è evidente il valore per i lavoratori, le loro famiglie, le imprese a cui appartengono. Però appunto la tecnologia deve entrare per risolvere un problema, se no è solo un bel giocattolo, e quindi è essenziale il percorso che abbiamo fatto assieme all'Istituto Veneto per il Lavoro di andare a definire quali erano le esigenze, i limiti specifici, andare sul mercato a vedere quali tecnologie fossero già disponibili e in questo processo trovare un fornitore che aveva già fatto degli investimenti importanti sul tema e con quei limiti specifici che poi l'Istituto Veneto del Lavoro ha adottato, così liberando anche risorse nel processo che oggi verranno poi spese per portare la tecnologia ai lavoratori. Questa è una tecnologia che ci consente di raggiungere veramente tutti. Quando dico tutti parlo ovviamente di tutte quelle che possono essere barriere linguistiche in primis nei confronti delle persone, sappiamo che il mondo dell'edilizia comunque ha tantissime persone che parlano ovviamente multietnico, con persone che parlano tantissime lingue disparate, e quindi sicuramente avere un ambiente immersivo e virtuale gli consente di parlare poco e vedere le cose facendole, e poi raggiungere quelle persone che sono quelle di solito più a rischio, che sono appunto i nuovi lavoratori, le persone più esperte. I nuovi lavoratori perché non conoscono le procedure, e i vecchi lavoratori perché magari si sentono molto sicuri, si sentono quindi di essere già formati, e spesso appunto sono quelli che poi si fanno male per questo tipo di motivazione. Un progetto che raggiungerà 5.000 lavoratori con l'obiettivo di azzerare le morti bianche nei cantieri. 8 infortuni mortali fino ad oggi è un dato molto, molto particolare, molto sensibile. Anche questo per noi è un dovere importante di cercare di portarli a zero.